Fino a 1000 punti a scacchi si vince semplicemente non facendo nulla, perché nel momento in cui si attacca bisogna essere molto ma molto precisi. Generalmente i giocatori sotto i 1000 punti non hanno un calcolo così affinato. Guardiamo questa partita tra due giocatori da 950 punti circa. Il nero ha l'arrocco abbastanza sguarnito e il bianco ne approfitta per lanciare subito un bellissimo sacrificio che sembra essere promettente. E adesso arriva regina per H6, la regina ronza attorno il re avversario e dopo F5 che scaccia il cavallo arriva cavallo in G5 con minacce di matto. Peccato che poi in partita dopo regina E7 tutte le principali minacce sono terminate e presto credo che il nero possa anche andare a controminacciare. In realtà qui la risorsa migliore non era subito quello di portare il cavallo in G5, ma questa finezza donna G6 che cambierà inevitabilmente la posizione, perché adesso la regina si trova sulla colonna G, il re in H8, ora si può portare il cavallo con minaccia di matto, regina che para sempre il matto, arriva l'altro cavallo in E5 con minaccia di cavallo in F7, donna G7 per proporre il cambio delle regine, donna H5 rimanendo sempre sul pezzo e adesso si cambia l'alfiere che era il difensore di quel pedone 6 e come minimo cade il pedone 6 e il bianco ottiene una buona posizione. Questa era la continuazione corretta, come vedi era molto complessa da vedere, per questo il mio consiglio ai ragazzi: giocate tranquilli, non fate i sacrifici che poi spesso e volentieri vi si ritorcono contro.